Questa trasmissione è offerta da Buonasera e benvenuti al primo quarto di finale The Best Sandwich, l'orto nel panino, una puntata davvero questa interessante perché vede protagonisti 4 concorrenti con 4 panini naturalmente diversi, dove l'ingrediente protagonista è il pomodoro cuore di bue dragoncello. Allora partiamo subito con Annalisa Sandri, la presidente di giuria. Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati. Che ci racconterà qualche caratteristica dell'ingrediente di oggi, degli ingredienti di oggi. Oggi la gara è difficile, del resto sono quarti di finale e non poteva non essere un pochino più articolata, tant'è che dovranno valorizzare non solo un ingrediente ma 2 ingredienti. Uno di questi è il pomodoro cuore di bue, che tutti ben conosciamo, e l'altra invece è un'erba aromatica che forse in pochi conoscono perché è il dragoncello. Magari dopo spiegheremo un po', no? Che tipo di erba aromatica è e che utilizzo ha in cucina. Il nuovo giudice di questa sera è stato nostro concorrente oggi, nelle scorse edizioni, ed è Gerry Nori di Friuloves Banca dell'Al Cappone di San Daniele del Friuli. Buonasera. Buonasera a tutti. Insomma, ci ritroviamo questa sera in una versione diversa. Valutando da concorrente, so le difficoltà che ci sono riscontrano con la presenza delle telecamere a lavorare in cucina. Gabriele ormai invece è un habitué delle telecamere del Best Sandwich. Buonasera Gabriele. Buonasera a voi, non proprio habitué, però insomma... ma ti stai abituando? Un po' alla volta sì, a sinceramente. questa situazione. Ti stai abituando anche al coaching, perché il coaching rimane anche ai quarti di finale. E c'è Gabriele, Annalisa e Elena Soldi che seguono i nostri concorrenti. Allora andiamo a vedere com'è andata. Oggi possiamo veramente dire bentornati ragazzi. Il primo step l'avete superato e oggi c'è il quarto di finale. Solo 2 di voi supereranno la puntata per accedere direttamente alle semifinali. Quello che dobbiamo trasferire al nostro pubblico oggi è il perché avete fatto il panino che farete oggi, il dove vi siete ispirati e perché il pubblico dovrebbe comprare questo panino. È un piacere rivedervi qui. Sicuramente sarà una sfida molto importante perché ognuno di voi ha lasciato il segno nel vostro passaggio in Pala Gourmet. Sono curioso di conoscere le storie di ogni vostro singolo panino e cosa vi ha spinti ad andare oltre e a fare le cose ad un livello superiore. Quindi un grandissimo in bocca al lupo e vincano i migliori. Pronti per conoscere il primo panino, ed è quello proposto dall'unica donna in gara questa sera, ed è Stefania Giusa. Vieni Stefania. Ciao a tutti, sono Stefania Giusa, lavoro presso lo Small Pub di Marsure, sono arrivata fortunatamente ai quarti di finale, adesso speriamo con il mio panino sempre vegan di superare anche questa prova. Buonasera, ciao Alexis, buonasera Ciao giudici. Stefania. Partiamo dal pane? Allora, il pane, questa volta, visto che mi hai ripresa, il pane l'ho fatto io. L'ho fatto tu. Brava! Sì. Vedi che ti ho dato l'input, spinta. giusto, anche perché il mio pane questa volta, a parte che ho fatto con una farina integrale, e ha un lievito madre che è mio e ha 18 anni, se vi piace, anche perché poi comunque più tempo sta in frigo, cambia completamente il gusto del pane. Adesso io vado a scaldarlo leggermente. Questo qua è un pane vegano fatto con latte di soia, una farina integrale, semi-integrale anzi. Lo metti al forno Sì, adesso. vado semplicemente a scaldarlo un attimo per dare più profumo. Ho utilizzato una farina di ceci, una farina di ceci che viene prodotta in Sicilia, nelle terre sequestrate alla mafia. È una frittata, semplicemente è stata accoppata
e dentro ha acqua, olio, il dragoncello, sale e un po' di curcuma per dare giusto il colore. Poi Va bene. ho voluto fare una maionese al pomodoro per esaltare giusto il gusto del pomodoro cuore di bue, e poi ho fatto una salsa, sì, è una salsa dove all'interno c'è sempre il dragoncello, poi abbiamo l'avocado, un po' di spezie, l'olio e basta. La cosa che mi volevo far risaltare era la mozzarella, che non è una mozzarella ma è una mandorella. È fatta con le mandorle siciliane. Dovevi farlo per e all'interno c'è anche un po' di dragoncello. Quindi adesso io vado a tagliarla perché andrà all'interno del panino. Bello. Stefania sa stupirci. Sì. Sa indubbiamente stupirci, anche perché tutte queste preparazioni che fa lei non sono diciamo abituali e neanche del tutto semplici da fare, no? E questa è la salsa col dragoncello, vero? Dragoncello e avocado, e c'è anche un pochino di tofu. Di tofu? Sì. Olio d'oliva che produce mio papà, tra l'altro, ai piedi dell'Etna. Ah, bene. Sì, c'è diciamo che nel mio panino c'è molta sicilianità, partendo dal pomodoro che comunque arriva dalla Sicilia, alla farina di ceci. Tento di usare prodotti che sono della mia terra. Che conosci, sempre. Quindi. Allora, il dragoncello l'avevo utilizzato nelle frittate, perché lo utilizzi tanto così. Poi in realtà non tantissimo. Diciamo che non è una cosa che utilizzo nella cucina. La difficoltà infatti era proprio nel privilegiare, perdoneranno, un'erba aromatica che insomma non è il rosmarino, che insomma bene o male utilizziamo tutti. Sì. Io sto mettendo un po' di insalata perché volevo dare croccantezza, perché è l'unica parte che poi alla fine dà un attimino di crunch. Gerry, ti interessa questo tipo di accostamento anche con il dragoncello? È un qualcosa che secondo te riesce a valorizzare? Sì, beh, sicuramente il panino vegano si adatta al dragoncello, a questo tipo di ingredienti? Sì, e poi anche va bene per, diciamo, per la clientela, che una fetta di clientela sempre più ampia, ecco. Ma che tu difficilmente lo utilizzi nel tuo locale, il dragoncello? No, il dragoncello no, so che è uno dei principali ingredienti della Bernese, ma che è una salsa abbastanza complessa da fare. Sì. Mi stuzzica. A vedere la mandorla sì, adesso? Non c'è la mandorla dentro lì? Sì. Sì, c'è la mandorla. Fatto con la mandorla, poi il colore non è bianco come dovrebbe essere, perché anche qui dentro c'è il dragoncello comunque. È bello, Sì. Bello. Sì. Invece Gabriele, che tipo di panino è questo secondo te anche a livello commerciale? Funzionale? Ma secondo me è molto curioso. Stefania poi fa delle lavorazioni complesse e bisogna dare atto al fatto che ha una ricerca del prodotto che è straordinaria. Io penso che sulla carta non sia un prodotto facile da vendere, ma penso che magari una volta assaggiato possa conquistare i sapori e il desiderio dei nostri clienti. Allora, io metto un po' di lime, perché la farina di ceci si sposa bene col limone, col lime, quindi se eventualmente ha già abbastanza acidità. A discrezione del giudice e del cliente. Partiamo dal primo commento, quello di Annalisa. Allora Stefania, come sempre hai fatto un lavoro egregio e hai fatto un panino molto ben strutturato, bello da vedere, comunque colorato, anche se tu hai detto che non hai giocato tanto con i colori, comunque il colore ti premia, c'è. Ecco, l'unica cosa che mi sento di dire è che si sente tanto la presenza dei ceci. Sai cosa? Volendo darti un consiglio magari quando lo farai altre volte,
io non lo so se avrei lasciato la farinata e privilegiato magari la mozzarella, la mandorlella, o viceversa, insomma, cioè o uno o l'altro, perché altrimenti risulta un po' impegnativo anche a livello di scioglievolezza, no? Perde un po' di scioglievolezza, diventa un po' troppo secco. Per il resto un buon panino. Ok, grazie. Jerry, come ti è sembrato questo panino? Posso essere d'accordo con Annalisa che sì, è colorato. Mi sono fermato sul discorso della piacevolezza nel mangiarlo, perché forse le due cose, la farinata assieme, però nel complesso l'idea è stata veramente bella. Hai messo il lime alla fine, tu o no? No, ho voluto provare una Hai provato senza. Invece secondo me Gabriele ha provato con e senza lime, o no? Sì, la differenza si sente. Sicuramente con lime aiuta la gradevolezza del panino, però allo stesso tempo anche copre molti più sapori. Per cui va un po' a squilibrare il complesso del panino. È un ottimo lavoro, come sempre, come hai fatto l'altra volta, è lodevole il tuo impegno e soprattutto la tua cultura sulla ricerca e la produzione, l'autoproduzione di certi prodotti che non fanno parte della nostra cultura, ma che piano piano stiamo cominciando ad apprezzare, per cui questa è una grandissima cosa. Mi piace molto la maionese al pomodoro, ecco, poi nel complesso sono d'accordo anch'io con Annalisa che magari la fa un po' troppo da padrone ai ceci. Niente da dire in riferimento ai prodotti ai singoli prodotti, poi assemblati magari creano un po' di disequilibrio. Ho finito la mia sfida, ho sentito il giudizio dei giudici. Chiaramente i prodotti che propongo non sono molto convenzionali, tra virgolette, quindi capisco anche i commenti anche se comunque sono dei giudizi positivi che mi aiutano nella crescita, perché quando la gente comunque assaggia qualcosa che non trovi normalmente in un ristorante, a me fa piacere sentire commenti di chi ha assaggiato adesso questo panino. Sono contenta di aver portato questo tipo di panino con questo tipo di ingredienti. Siamo arrivati all'ultimo panino, andiamo a scoprire dunque gli ingredienti che avrà utilizzato per valorizzare i prodotti di questa sera, ovvero il pomodoro a cuore di bue e dragoncello. Carlo Lenarduzzi. Ciao, sono Carlo Lenarduzzi delle Lanterne Bistrò di Sacile e oggi porto un panino particolare, si chiama Acido Acida, che ricorda anche una canzone molto rock del pordenonese, e niente, spero di colpire i giudici anche questa volta con la semplicità in funzione di quello che è l'ingrediente principale e l'ingrediente madre. Buonasera a tutti. Ciao. Ciao Carlo, allora tu proponi un acido acida. Esatto, visto che l'ingrediente di oggi principale è il pomodoro accompagnato dal dragoncello, sì. E visto che è un prodotto straordinario al quale sono molto legato, ho cercato di esaltarne le acidità, contrapponendo vari tipi di acidità, a partire chiaramente dal pomodoro in doppia cottura, dopo magari posso anche spiegare come è fatto, perché è sia confit che disidratato, e con l'acidità di formaggio caprino piemontese, con al suo interno chiaramente il dragoncello e il limone, e anche l'acidità di una pancetta rotolata nostrana. Tanto parto, Sì, gli ingredienti, il pane è un pane brioche burger, sì, morbido. Esatto. Visto che parliamo di acidità, come dice anche il panino, ho cercato di trovare delle parti dolci e l'ho ricercate nel burger, nel pane. In questo caso all'interno c'ha sia burro che zucchero, che un po' di uova. Non è un esagerato brioche bun, è leggermente dolce, anche perché non è propriamente nostro, ecco, come panificato. Gli altri ingredienti, formaggio di capra, pancetta rotolata, riso nero, capperi limone, soffiato. Oltre ai 2 prodotti della serata. Esatto, abbiamo quindi del riso nero soffiato che l'ho fatto io, che è praticamente un riso venere che viene fritto in un olio. Io ho usato olio di palma per cercare di evitare di dare qualsiasi tipo di connotazione di gusto, tipo un olio d'arachide, un olio che uso veramente poco per friggere. Ma lo metti nel panino?
Sì, è per dare la parte croccante, perché qua abbiamo una consistenza abbastanza tenace che è il pomodoro crudo, per dare anche la parte pastosa, perché tanti si dimenticano, ma il vero cuore di bue è pastoso, è quasi un po' farinoso come pomodoro, e quindi ho cercato di prenderlo addirittura a un certo tipo di maturazione in modo da averlo bello giusto, come dovrebbe essere. E quindi avevo bisogno comunque di una parte leggermente croccante. Quindi fresco e confit il pomodoro. Esatto, quindi questo mi ha fatto una cottura confit, quindi a bassa temperatura per circa 3 ore a 50 gradi, immerse nell'olio quasi del tutto, viene completamente asciugata e poi viene presa e passata viene messa in forno. Non ho avuto modo di farlo in essiccazione naturale, viene essiccato sui 50-60 gradi per circa 4 ore e questo è il risultato. Quindi tu dici di proporre le due varianti di pomodoro, nel senso sia Esatto, fresco che confit, ma perché nello qua stesso c'è panino. la parte acida e perde un po' la consistenza, Eh. invece qua la consistenza è comunque la sua dolcezza. E poi qua abbiamo formaggio che è il caprino. Con il dragoncello? Mantecato, dragoncello, buccia di limone Sicilia e un po' di capperi, perché anche i capperi hanno quella connotazione che ricorda l'acidità, al quale comunque l'ho tolta tutta. Però dà, e anche chiaramente l'affettato, in questo caso questa pancetta nostrana, veramente splendida, ha comunque una sua componente estremamente, come si può dire, acidula anche e di parte grassa. Si può fare anche senza la pancetta, comunque diventa vegetariano 100% sì. ed è molto interessante. Bene. Qui c'è una predominanza del pomodoro rispetto al dragoncello, o mi sbaglio? No, in realtà il dragoncello, effettivamente, ottima domanda, l'ho messo pressoché ovunque, compreso anche sul riso nero soffiato, che viene fatto quasi raffreddare completamente, dopo gli butto sopra il dragoncello e quindi si profuma automaticamente. Ho capito. C'è anche qui dentro e c'è chiaramente sia fresco che in cottura, in essiccazione qui. Bene, allora in questo caso abbiamo la parte, ho dato tutto un colpo di caldo al pane per far sciogliere il formaggio di capra, okay? Che quindi dà la sua parte, diciamo liquida, no? La parte che ci serve per una masticazione, anche per il suo gusto. Ne va abbastanza abbondante, infatti nel food cost è praticamente una delle parti che forse costa di più. È la prima volta che io vedo il riso nel panino. Sì, no, c'era qualcuno che aveva proposto una cialdina, se ti ricordi. Però non il riso di riso così. venere. Sì, questo è il riso venere che si compra, che viene già semplicemente messo un po' di farina l'ho setacciato con della farina da frittura. Sì, se lo fate a casa va un pochettino in giro il riso, ma è normale. Anzi, dopo consiglio anche di premerlo leggermente sul formaggio e andiamo a comporre, semplicissimo. L'umidità ce n'è già, ce n'è. Quindi vai di strato di confit. Esatto, di confit, tutto a temperatura ambiente. Bella la doppia consistenza dello stesso pomodoro, no? Esattamente. Sì. Un pochettino di questo, anche perché sennò viene molto voluminoso come panino. Quindi... Ok, no, io ero convinta che ci fosse la pancetta tra un... Ho fatto la prova, scivolava via il sopra. 4 minuti, con calmissima. Ecco, questa allora possiamo parlare, è una buonissima pancetta rotolata, almeno dal mio punto di vista, è qua nostrana, non faccio nome di chi è, però è veramente molto buona, perché è profumatissima. Come vedete non ne metto tanta, che sennò chiaramente qua l'alimento principale del pomodoro è il dragoncello. Non deve correre in giro il gusto. Delicato però, Allora, il riso soffiato, oltre a dare una connotazione chiaramente di crunchiness, di crunch, serve anche perché alla fine ti rimane in bocca quella sensazione di lieve popcorn e comunque di tostatura che io trovo estremamente interessante. Eccoci Quindi qua. è terminato? Sì. E siamo pronti. Bene Carlo, puoi portare ai giudici il panino? Sarà piaciuto il tuo panino? Adesso lo scopriamo. Annalisa, cosa ci dici?
che Carlo ha fatto una grandissima valorizzazione del pomodoro cuore di bue. Si vede che ti piace questo pomodoro, perché infatti nella doppia consistenza hai saputo valorizzarlo, ha un profumo e un sentore forte di pomodoro, un po' meno di dragoncello però. Ecco, e forse il caprino è buonissimo, ma forse non è la tipologia di formaggio che valorizza l'erba aromatica. Mi associo completamente a Annalisa, perché la materia prima è stata lavorata con quella semplicità che ne ha esaltato i sapori. E oltre, solo dire la chicca del riso soffiato, che è la piacevolezza del crunch che ti fa ricordare il panino. A me è piaciuto molto il riso perché lo senti, gli dà la giusta croccantezza e alla fine lo denoti. Mi piace il panino in sé, mi piace. Ho sentito il giudizio dei giudici, sono contento, che è piaciuto il modo in cui ho lavorato le materie prime e anche il tocco di classe, ecco, che dopo non è classe, è il tocco diciamo distintivo, il timbro alla fine del panino, che è quello del riso nero soffiato, che lascia questa nota leggermente amaroticante che con l'acido secondo me dà veramente una sensazione interessante in bocca. Siamo arrivati quasi alla fine del momento in cui scopriremo i due concorrenti che andranno in semifinale. Ma prima andiamo a vedere come è andato il contest. Nel contest, grazie a Frulovest Banca e alla pagina di Frulovest Magazine, andiamo a vedere come è andata la scorsa settimana con i panini proposti. Eccoci qui Alexis, ancora una volta in collegamento da Frulovest Banca, dalle nostre varie sedi. Insieme a me c'è Nando, che hai già conosciuto da Pordenone, e soprattutto c'è Filippo Priviero, il vincitore del contest, nel contest di Frulovest Banca attraverso Frulovest Magazine, che è la nostra pagina Facebook, che sta andando alla grande grazie anche proprio al concorso legato al mondo dei panini. Ciao Filippo. Buongiorno a tutti, buongiorno. E Nando, come siamo invece in quel di Pordenone? Intanto da Jesolo ci ha subito ingolosito il vincitore, ti facciamo i complimenti e magari andiamo anche al sodo di quello che hai vinto un buono di 100 euro per acquisto di attrezzatura per biciclette, quindi complimenti doppiamente. Ti racconterò magari, non so Marcus, in un secondo step anche un po' qual è l'organizzazione della nostra banca e quindi come potremmo arrivare anche fino a Jesolo, mi dici te quando magari posso dire. Ok, allora intanto chiediamo a Filippo Priviero il suo panino, come si chiama? Il panino si chiama Sorpresas, perché è un panino spagnoleggiante, dato un ingrediente principale che era il pimiento de piquillos, che è un peperone spagnolo che nasce in una determinata regione della Spagna. Ecco. Hai superato tutti gli altri concorrenti, ricordo Gianpietro Sartori e Fabio Fedato, e veramente complimenti, e mi sembra che sia stato aiutato anche dai tuoi amici, no, in questa competizione. Sì, certo, diciamo che con i social c'è molta familiarità e quindi gli amici e anche i clienti del mio locale hanno dato un grosso contributo, insomma, una grossa mano. Bene, Nando, dicevi come possiamo arrivare fino a Jesolo? Sì, allora, faccio un inciso sugli amici che ti hanno dato una mano, passeranno all'incasso stasera, e devi offrire una birra minimo. Me l'hanno già scritto e detto. Ecco, vedi. Allora, Frulovest Banca è un credito cooperativo. Cosa significa credito cooperativo? È una banca cosiddetta di territorio, ok? E quindi noi possiamo operare nei comuni, nei territori di competenza, ovvero dove insistono le nostre filiali, più i comuni che confinano con le nostre filiali. Oggi quindi Jesolo sembra un po' lontano, okay, rispetto ai nostri territori. Intanto Frulovest Banca abbraccia un po' l'ovest del Friuli, però riusciamo con determinate operazioni anche a lavorare con territori che non sono di nostra competenza. Abbiamo proprio in questi giorni un'iniziativa per dire a Caorle, che anni fa sembrava un territorio veramente lontanissimo, ma piano piano ci stiamo arrivando. San Michele al Tagliamento, per dire, è un comune di competenza, quindi già anche con Bibione, per dire, noi possiamo lavorare,
e quindi ecco, diciamo che Jesolo non è così lontano per poter anche fare delle operazioni. Questo per dire, un po' spiegare qual è il nostro tipo di banca, il nostro modo di operare diciamo, ecco, sul territorio. Ecco, e allora così, Nando, facendo un'operazione andremo anche a mangiare direttamente il panino di Filippo, che ringraziamo. Gli chiedo solo ancora una cosa: cosa farai con il buono che hai ricevuto grazie alla tua vittoria? Se ci sarà la possibilità sicuramente lo investiremo in una bicicletta, perché oltretutto potrebbe essere utile in questo periodo, perché a Jesolo ci si muove spessissimo in bicicletta e quindi, dato anche un po' di traffico, e quindi potrebbe tornare utile per quello. Benissimo, allora ricordo, siamo ai saluti, che si ritorna in competizione. Anche tu potrai, Filippo, direttamente ripartecipare, perché c'è la sfida finale. Tutti i concorrenti che attraverso Free Ovest Magazine ritorneranno in gioco per un premio in palio molto più importante, 250 euro, e quindi vi aspettiamo. Io ridarei la linea a Alexis salutando Filippo. Grazie a tutti, arrivederci, grazie. E ciao Nando. Ciao Filippo, complimenti ancora. A te la linea, Alexis, ciao. Tra poco conosceremo i 2 vincitori, ma vi ricordo, anche voi ricordatevi, di andare sulla pagina di Free Ovest Magazine, cliccare il mi piace e lì potrebbe esserci un altro vincitore, perché Free Ovest Magazine, Free Ovest Banca dà la possibilità di votare il miglior panino in foto, poi lo verranno ad assaggiare nei vostri locali, e quindi avete la possibilità di votare fino al mezzogiorno di martedì successivo alla puntata. Quindi votate su Free Ovest Magazine. Dobbiamo dire che è stata una bella puntata questa. E infatti tra il primo e il secondo posto solo 2 punti di distacco. Allora io direi di andare al secondo posto con 124 punti. Va in semifinale il panino di Carlo Nenarduzzi, le Lanterne Bistrò di Sacile. Secondo posto per lui, a 2 punti dal primo. E quindi vince questa puntata, andrà assieme a Carlo in semifinale il panino che ha ottenuto 126 punti, ed è quello di Gabriele Rossellini, Ippolito Barci, Vidale del Friuli. È stato difficile perché tutti e 4 i concorrenti di questa sera hanno fatto dei grandissimi lavori di ricerca. Sono panini che sono stati pensati, costruiti, molto ingegnosi, fantasiosi, e quindi è stata difficile la valutazione, però insomma noi siamo qua per quello. Ci hanno messo in difficoltà a dare un giudizio, a riuscire a trovare anche il vincitore, perché erano tutti e 4 molto bravi. Gabriele, sono i panini migliori o comunque quelli che hanno valorizzato i prodotti? Sono quelli che hanno valorizzato più il prodotto, perché se dobbiamo guardare, la competizione è ad altissimo livello e tutti hanno fatto un buon panino, dobbiamo dire la verità. Naturalmente la puntata ha un tema e sicuramente un punteggio superiore l'hanno avuto chi ha valorizzato, ha fatto sentire maggiormente questi ingredienti, senza nulla togliere agli altri, perché avete fatto comunque tutti un gran bel lavoro. E grazie di aver partecipato. Gabriele e Carlo, preparatevi per la semifinale. Non sappiamo ancora gli ingredienti della semifinale, non li sveliamo, ma sveliamo i prossimi però, dei quarti di finale. La prossima settimana avremo patate novelle e maggiorana. Ringrazio Annalisa, Gerry e Gabriele, e i nostri 3 giudici. Grazie a tutti i concorrenti, fatevi votare anche su Free Ovest Magazine. Grazie a Paolo Bassi, Francesco Snidero qui da Pala Gourmet Pordenone. Grazie a voi per l'attenzione, ci vediamo sabato prossimo. The Best Sandwich, ciao!
Questa trasmissione è stata offerta da... Abbiamo visto il primo panino in gara, ora andremo a conoscere il secondo, quello proposto da David Perissinotto. Vieni David! Ciao a tutti, sono David Perissinotto, ho 38 anni e nella vita faccio il cuoco. Ho una gastronomia di pesci a Porto Santa Margherita di Carle, oltre a questo faccio anche eventi e catering, in più nell'ultimo periodo faccio anche food advisor, infatti tramite Instagram e Facebook faccio delle video ricette dove pubblicizzo i prodotti del territorio. Salve a tutti e buonasera. Lui direttamente con la pentola. Sì, minestrone oggi per tutti quanti, così purifica, bello, liberatorio. No, per gli scherzi, oggi ho fatto un pane davvero particolare. Ho fatto il pane a vapore, il Monto o Bao si chiama, direttamente al cinese. Perché? Perché ho voluto prendere questa ricetta dal nome, ho ripreso questa ricetta, questo panino dal nome della materia prima che ho utilizzato, ovvero il dragoncello. Quindi ho preso dragon e ho fatto appunto, ho ripreso un po' la ricetta cinese, quindi è un Dragon Fish Burger questo? Dragon Fish Burger. Fish perché? Perché ho usato, naturalmente in Cina si usa molto la carpa dorata, noi a Caorle abbiamo il cefalo dorato, o lo tregan si chiama, ok? Quindi ho fatto un hamburger con appunto il cefalo dorato. Ovviamente questo cefalo l'ho sfilettato, l'ho ridotto in polpa, ok? E quindi ho messo del sale, del pan grattato e dell'olio di girasole, perché essendo il cefalo dorato molto magro ho aggiunto dell'olio di girasole per dargli una consistenza grassa che mi serviva per caramellizzare, come potete vedere, l'hamburger. Questo qua è già stato, anzi il fish burger, perché hamburger è un'altra roba. Questo qua naturalmente l'ho già scottato. Il pane è particolare, il pane metto dentro un attimo solo, ok. Ma l'hai fatto tu? Il pane l'ho fatto io ed è fatto con il mio lievito madre, si chiama Davidino, il mio lievito. È nato a novembre, il 22 novembre, Davidino, sì. Davidino, e ho aggiunto praticamente su 500 g di farina zero, ho aggiunto 150 g di lievito madre e 250 g di acqua, ma l'acqua ho aggiunto l'acqua del cuore di bue, del pomodoro cuore di bue, perché bravo. il cuore di bue l'ho tagliato a fette, ho aggiunto del sale, l'acquetta che si è formata l'ho presa e l'ho messa in questo biberon, ho aggiunto dell'olio d'oliva, ok? Sì. E ho fatto il dressing di pomodoro. Una parte, scusate, ho fatto il dressing, una parte l'ho messa all'interno del pane, ok? Oltre all'acqua normale, l'acqua del pomodoro, ho messo anche del dragoncello che gli dava questo aroma particolare. Il pane l'ho fatto lievitare per 24 ore, quindi una volta fatto lievitare l'ho diviso nei vari panini e l'ho messo poi in cottura a circa 20 minuti. Come potete vedere è un pane molto spugnoso, vedete? Molto morbido, sì. Riprendendo il discorso del cefalo, l'ho sfilettato e l'ho spelato. La pelle non si butta via, la pelle è una cosa meravigliosa che una volta squamata viene essiccata, si frigge e viene una chips. Bagno il pane che è bello spugnoso, ok? Sì. E quindi li senti anche il pomodoro. Esatto. Il pane di pomodoro. Aggiungiamo un po' di crema nelle nostre coppettine, anzi di salsa. Ma lo inserirei anche nel panino o solo? No, lo metto a parte in modo che si assapora tranquillamente. Il nostro latteria si è bello sciolto, quindi ci mettiamo, anzi facciamo così, la paletta. Ok, quindi prima il fish burger, esatto, con latteria. Il nostro latteria e questo va qua. Quindi aggiungiamo il nostro pomodoro confit, questo qua è stato, come dicevo appunto, messo in teglia. L'ho lasciato in cottura a 110 gradi per circa un'oretta e 10, sì, per 110 gradi un'oretta e 10, un'oretta e 20, in modo che si caramellizzasse. Questo qua è un pomodoro confit, ok? Ma io ci metto lo stesso, tanto... Sì, sì, dai, intanto bello goloso. Adesso ci mettiamo un po' di crunch, in modo che sentite il crunch del cefalo. Bene.
così si attacca. Adesso prendiamo, giriamo. No, aspetta, che sbaglio anche io. Anche il food cost? Food cost non è tanto costoso questo panino. Ricordiamo è tanto la lavorazione. È la lavorazione, quindi diciamo che la materia prima quanto viene? Ma siamo sui 2,20 €, 2,50 €. Ok. No, praticamente il panino è pronto, devi solo Il impiattare. panino è pronto, quindi mettiamo così il nostro paninetto. Questo qua lo mettiamo così. Vediamo, ci sei. Facciamo così. Allora, caro David, hanno mangiato, assaporato il tuo panino, anche perché era piuttosto creativo. Annalisa. Era decisamente creativo. Già l'idea di stare a pulire il cefalo, che è pieno di spine, per fare un hamburger, devo dire che sei stato bravo. Era ottima la pelle, ridotta a chips, era veramente molto molto buona. Il cuore di bue un pochino però soffriva. Forse il pomodoro fresco dava sempre quelle note acide, quell'acidità che ti fa venire voglia di continuare, perché anche il pane cotto al vapore ha bisogno di salivazione, quindi nel complesso mi è piaciuta molto l'idea, chiaro, dopo sistemando due particolari sicuramente il risultato è ottimo. Gabriele, tu che ne pensi? Io penso che la salsa bernese dia il valore aggiunto, che sia una buona salsa bernese ben fatta, che il pomodoro sia stato un po' sacrificato in questa lavorazione, questo indubbiamente. Ecco, l'hamburger ha un sapore deciso, perché è veramente buono l'hamburger. Nell'equilibrio il pomodoro anche secondo me si perde un po'. Poi quando lo mangi con la salsa bernese comunque è piacevole il panino. Nella valorizzazione del pomodoro magari è un pelo sottotono. Devo dire che comunque è andata bene, ai giudici gli è piaciuto il panino, mi fa piacere. L'intento era quello di creare un panino particolare, diverso dal solito, ci sono riuscito. Pronti per conoscere il terzo panino? È quello proposto da Gabriele Rossellini, da Cividale arriva. Buonasera a tutti, sono Gabriele Rossellini e per fortuna sono nuovamente qui a divertirci con questo nuovo match dei panini. Faccio parte sempre della trattoria Ippolito di Cividale del Friuli e oggi portiamo un po' di tradizione siciliana. Vorrei colgo l'occasione per ringraziare tutte le persone che ci hanno seguito anche da giù durante nel contest per i complimenti e anche gli sfottò che ci stanno tantissimo. Grazie a tutti. Buonasera a tutti, buonasera. Tu ci proponi un panino e chiederei a te di dirci come si chiama, perché io non so pronunciarlo. No, sinceramente ho voluto... Ah, nemmeno tu? Ho voluto mettere questo nome per sentirlo dire a te. Poi no. Io lo dico. Io come bagno mi asciugo. È una filosofia, okay. Nel senso che è un detto popolare che praticamente quando ci sono le difficoltà, c'è sempre le difficoltà, poi le cose se ne vanno, quindi uno deve resistere e andare avanti, spalle larghe e continua lo stesso ad andare avanti. Allora, questo pane è fatto con farina farina zero. Ho usato una tecnica, ora metto nel forno. Il pane l'ho fatto io, c'è un impasto di solo 10 minuti con 2 livelli, 4 minuti all'inizio piano e 6 minuti dopo. Però la tecnica che ho utilizzato l'acqua ghiacciata da freezer. Questo per aumentare l'elasticità della pasta e per renderla più elastica per fare la treccia, appunto. Il pomodoro invece, cuore di bue, come l'hai utilizzato? Il pomodoro io l'ho utilizzato mettendo del semplice sale di mozza. Spostalo un po' a favore di telecamera e di foto. Ora lo metterò nel forno, sto aspettando qualche secondo perché lo metto giusto qualche secondo perché secondo me il cuore di bue necessita, cioè per me è
e per l'insalata. Sì. Senti, invece con gli spiedini come sono fatti? Gli spiedini che io adesso vado Eccoli qua. a concludere la cottura, perché sennò in questi pochi secondi non si riesce ad avere il prodotto. Questo è spiedini, involtini, braciolette, queste sono le braciole alla messinese. Ah. La bracciola in questo caso io ho usato il lacerto. Ho usato il lacerto e dentro io ho messo un trito fatto da pangrattato, dragoncello, grana padano un pizzico, ho messo la tuma. La tuma è un formaggio con assenza totale di sale. E poi ho fatto, per il panino, ho fatto un pesto con semplice dragoncello. Ah, invece il food cost? 3,25, sì. Allora, tu sei pronto? Hai riscaldato anche il Ma pomodoro? proprio qualche secondo, niente di più. Adesso vado a mettere il pesto Pesto al dragoncello? al dragoncello come base. Ok, quindi il primo ingrediente è quello. Gabriele, che cosa ti sembra? Mi sembra bene, mi sembra bene perché sta lavorando molto i prodotti del giorno, quelli, Sì, gli ingredienti della gli ingredienti puntata. scelti appunto. Che profumi? Io sento degli Sì, ottimi vedi, profumi. perché il dragoncello si sente tantissimo, sì. Bene. Adesso sono curiosa di vedere. Fa quel tac, hai visto che veloce? Quindi è già pronto? Sì. No, salsa? No, cos'è? ho l'olio nostro. Quindi abbondi in olio, che è ottimo. Sì, perché lo abbondo perché nel pesto io l'ho filtrato. Non sarà facile mangiarlo questo, eh? Assolutamente, immagino. Ok, quindi è terminato 2 minuti prima. Allora, profumatissimo, perché io sento ancora il profumo del tuo panino, ma loro l'hanno anche assaggiato, quindi sentiamo cosa ci dicono, Annalisa. Perfetto. Equilibrato, saporito, bella la valorizzazione del dragoncello, perché hai fatto un pesto che, se vogliamo, è una cosa anche banale, che però me lo valorizza, perché proprio mi dà il profumo, mi dà il sentore. Pensavo che la carne sarebbe stata un po' invadente e invece non lo è per nulla. La lonza è così. Bel lavoro, bravo. No, ottimo, ottimo. L'uso del pomodoro quasi crudo era perfetto e il pesto dava sia una nota vegetale che anche un po' di acidità che ti aiuta sempre a continuare il panino. La carne è buona, mi è piaciuta parecchio. È un buon prodotto, ecco, sono d'accordo anch'io con i miei colleghi, il pesto è stata una genialata, a me è capitato un pezzettino di carne non totalmente cotta, era morbida però non totalmente cotta, che per il maiale magari un pelo di più sarebbe più opportuno, comunque un gran bel panino. Grazie. Eccoci qua, io penso che sia stato un buon risultato. Le braciole alla messinese hanno colpito, poi se si andrà avanti bene, però sono molto ma molto soddisfatto e contento del risultato ottenuto, sì.